possibilità. Lei ha 102 anni e lui ne ha 100, si sono ritrovati, sono innamorati, nei luoghi comuni, ognuno ha la sua stanzetta. A 48 ore dal violento pestaggio, pestaggio, poco lontano dalla stazione di Conegliano, il responsabile è già in cella. Si tratta di un 23enne di origini senegalesi, Sileimane Pam, fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio venerdì sera tra via 21 Aprile e piazza Aldomoro di un operaio 21enne albanese ora ricoverato in terapia intensiva a Conegliano in condizioni gravissime. Ridotto in fin di vita dai colpi ricevuti, anche quando era ormai esanime a terra. C'è stato prima un colpo assestato con le mani e successivamente anche un colpo assestato con il piede che purtroppo ha provocato danni ingenti alla vittima. Una zona ben conosciuta dagli agenti del commissariato, quella della stazione, e con essa i giovani che ci gravitano. Questo e la collaborazione dei testimoni hanno consentito di risalire velocemente al responsabile, un giovane incensurato che vive in città con il padre e i fratelli. In questa ricostruzione, in questa attività di indagine è stata preziosissima la collaborazione di numerosi cittadini che anche spontaneamente si sono rivolti presso il nostro commissariato di pubblica sicurezza in Conegliano per fornire un contributo testimoniale fondamentale all'individuazione dell'autore del fatto grave. Sui motivi del violento litigio e il contesto in cui è maturato, gli investigatori della Mobile stanno proseguendo le indagini che potrebbero portare anche al coinvolgimento a vario titolo di altri soggetti. Intanto il questore risponde così alla richiesta di maggiore vigilanza arrivata dal sindaco di Conegliano Fabio Chies. I controlli che erano già in corso, sono stati già disposti, proseguiranno anche nei prossimi giorni e con l'intento di limitare e se possibile eradicare il fenomeno con tutte le disponibilità, tutti i mezzi, gli strumenti normativi che avremo a disposizione